Con Adriana Milani e il sindaco Leila Marangoni, chiusura anno accademico dell'Università Popolare 2024 a Taglio di Po. Che anno è stato, Adriana? È stato un anno positivo, abbiamo visto un incremento degli iscritti e questa è una bella cosa, tra l'altro anche persone che sono venute dai comuni limitrofi e questo ci ha fatto davvero molto piacere e anche le presenze sono state numerose, quasi tutte le lezioni, veramente una soddisfazione. Ho visto tantissime donne, pochissimi uomini. Eh sì, purtroppo da noi come in tutte le altre parti sono quasi sempre le donne che frequentano l'Università Popolare. Ci sono pochi uomini, però non si sa mai, un po' alla volta saremo noi donne a portarli. Sindaco, lei è sempre in prima linea per queste cose, so che ci tiene molto per il suo paese di portare cultura da una parte, ma soprattutto anche aggregazione. Questo è un bel motivo di aggregazione, o sbaglio? È un motivo importante di aggregazione. Imparano a conoscersi, stare insieme, discutere e logicamente lo fanno aumentando la cultura. Ho visto l'età dai 91 ai 65 anni, anche un po' meno. Anche meno. Quindi riuscite a far condividere varie generazioni con questi vostri incontri? Diciamo che c'è anche la curiosità che è una componente sempre importante, perché le lezioni variano veramente come argomenti e di conseguenza uno è anche curioso, vuole capire, insomma è qualcosa che sta funzionando molto bene. Noi come amministrazione siamo vicini all'Università Popolare, cerchiamo di appoggiarli dove possiamo e quel poco che possiamo, ma loro sono talmente bravi che riescono a fare tutto anche da soli. Quindi complimenti. Adriana, quando è che cominceranno le prossime lezioni, anno 2024-2025? Come sempre nel mese di ottobre. Non si sa ancora la data, però di solito inizia nel mese di ottobre, termina tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. E comunque vada, sarà un successo. E comunque vada, sarà un successo.